Nella 23esima giornata di prima categoria Girone B, il big match è rappresentato in assoluto dall'incontro tra Amici Marassi e Ronchese, rispettivamente terza e seconda in classifica. Gli ospiti, che puntano ancora ad insidiare il cammino del Real Fieschi per la posizione di vertice, giungono al Vallebona di Bavari con l'intenzione di conquistare 3 punti fondamentali per perseguire tale intendimento. Sul fronte opposto i padroni di casa mirano a consolidare la loro posizione in zona playoff, tentando di portare a 7 i risultati utili consecutivi conseguiti nelle ultime giornate di campionato. Partono in avanti gli Amici Marassi con questa bella combinazione Gerboni-Mombelloni. La conclusione di quest'ultimo è però alta. Al 12esimo è la Ronchese a pungere con questa stoccata da calcio piazzato di Morando, che Campanella disinnesca con un intervento di buon livello. Dopo una fase di gioco manovrato in gran parte a centrocampo, i padroni di casa al 23esimo si presentano pericolosamente al cospetto di Orzo. Stuto appoggia a sinistra Permigiano, che con una parabola a giro colpisce in pieno la traversa. Rivediamo lo spunto del numero 10 di casa. Esauritasi la prima frazione, le formazioni rientrano in campo per giocare il secondo tempo. La nebbia prende però campo e al 12esimo il direttore di gara interrompe per alcuni minuti il match per scarsa visibilità. Le condizioni di visibilità ritornano ottimali e la Ronchese al 68esimo si rende pericolosa con questo affondo di Rossi sulla destra. Il traversone chiama l'intervento risolutorio Cavallino, ma il tentativo sfuma con la sfera a fondo campo. Al 76esimo i rossoblù vedono materializzarsi l'occasionissima per portarsi in vantaggio. Lancio dalle retrovie per Rogerone, che in ben 2 occasioni viene disinnescato puntualmente dall'estremo di casa Campanella. Sul rovesciamento di fronte veementi polemiche in casa degli Amici Marassi. Il placcaggio di Moscamora ai danni di Mombelloni viene infatti sanzionato dal direttore di gara Pasquariello di Novi Ligure con il cartellino giallo. Per la tifoseria rosanero il colore rosso sarebbe stato il più opportuno. La gara, ormai avviata alla conclusione sul punteggio di parità, viene destabilizzata ad un primo dal termine. Pregevole azione personale di Cinardo, slalom tra i difensori avversari e fendente angolatissimo di sinistro che si insacca in rete. Come nella gara di andata, gli ultimi minuti risultano determinanti per l'esito finale del match. Cinardo si erge a paladino dei rossoblù e la Ronchese si afferma ai danni della formazione guidata da Ernesto Boschi, che va tuttavia sottolineato quest'oggi ha espresso un buon calcio.